Le prediche devono durare massimo 8-10 minuti, altrimenti si perde l'attenzione. Sono state queste le parole del pontefice durante l'udienza generale che ha dedicato al suo ruolo nella predicazione della Chiesa. Le persone dopo 10 minuti perdono l'attenzione. La soglia di attenzione che le persone dedicano all'ascolto e alla lettura si è consolidata ai 3 minuti. È un tempo molto ridotto e non conforme alle omelie dei ministri del culto. Per questo il Papa invita tutti i sacerdoti a non superare la soglia dei 10 minuti. Tante volte ci sono predicazioni lunghe 20-30 minuti, ha osservato Papa Francesco, dove vediamo uomini che durante la predica escono dalla chiesa per fumarsi una sigaretta e poi rientrano. Il consiglio che dà il pontefice, ribadendo che la predicazione deve contenere un'idea, un invito a fare, deve essere idealizzata e focalizzata sull'insegnamento dei valori. Non bisogna predicare noi stessi, ma Gesù, il Signore. Secondo Francesco, non volere predicare se stessi implica anche non dare sempre la precedenza a iniziative pastorali legate al proprio nome, ma collaborare, se richiesto, a iniziative comunitarie.